Noi non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya, quindi pensate che ci sono tre morti, 3 deceduti e circa 13 feriti, per cui è veramente un qualcosa che pesa sull'organizzazione, ma noi siamo abituati a vedere sempre avanti e a svolgere il nostro servizio. Ho parlato con i feriti, ci siamo confrontati, personale molto esperto, specializzato, li ho trovati ovviamente provati dall'evento, ma reattivi e pronti, sono carabinieri. È un sacrificio che il personale ha fatto nell'adempimento del loro dovere a servizio delle comunità che gli sono state affidate. Conta prima di tutto la vicinanza dei cittadini e del popolo. I carabinieri sono gente del popolo che vive per il popolo.